Non solo le regate, ma anche eventi collaterali in collaborazione con le associazioni del territorio. Il quinto campionato regionale ligure di vela paralimpica, classe ANSA 303, inizia il fine settimana del 7-8 marzo con la tappa inaugurale di Andora, la prima di 6 che si concluderanno a settembre. L'evento è ideato dalla Commissione Nautica del CIP Liguria ed è stato presentato questa mattina nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria. La principale novità di quest'anno sono gli eventi di confronto e collaborazione sinergica con le associazioni del territorio che prevedono open day, convegni ed incontri per parlare di attività inclusive e di opportunità sportive per le persone con disabilità. È una risposta corale, insomma, del mondo dello sport ligure a un settore a cui noi teniamo molto. Teniamo molto perché noi riteniamo che lo sport, tutto lo sport paralimpico e non solo paralimpico, ma tutto lo sport praticato dalle persone diversamente abili sia davvero un grandissimo esempio. Dopo la tappa di Andorra il 7 e 8 marzo seguiranno quelle di Genova Sesti Ponente 28-29 marzo, Santa Margherita Ligure 18-19 aprile, Chiavari 25-26 aprile, Savona Varazze 16-17 maggio e infine La Spezia 5-6 settembre. Quest'anno a maggior ragione avremo presenti qui e in ogni comune le amministrazioni comunali, proprio perché facendo sinergia dobbiamo riuscire attraverso anche le associazioni del terzo settore che si occupano in ogni comune di persone con disabilità, a tenere viva le attività che promuoviamo attraverso anche la pratica sportiva, ma in realtà in ogni circolo, in ogni club la pratica sportiva è la punta dell'iceberg. Dietro, per tenere in piedi questa cosa, ci vuole l'offerta che è anche quella più richiesta dal territorio. Un evento promosso dal CIP è mirato a porre l'attenzione sul tema degli sport nautici accessibili attraverso un coinvolgimento sempre più completo e capillare delle realtà locali. Uscire dalle case è ancora segregato per quanto riguarda l'handicap, sia fisico sia psichico di ogni tipo. Durante la presentazione dell'evento è stato consegnato un riconoscimento speciale agli atleti accompagnatori, figure di fondamentale importanza per il movimento. Anche quest'anno il premio è stato assegnato in ricordo di Giulio Ganapini, che per anni ha aiutato tante persone ad avvicinarsi agli sport del mare.